La Regione assegna 850.000 euro per 9 diversi interventi in altrettanti comuni della provincia. Vediamo. Scuole, strade, illuminazione pubblica, monumenti storici. Dalla Regione arrivano 850.000 euro per interventi molto attesi in 9 diversi comuni della provincia. Il consigliere regionale Nicola Finco spiega che i lavori finanziati saranno immediatamente eseguibili e che apporteranno un beneficio anche alle piccole imprese del territorio, alle quali i sindaci affideranno la realizzazione dei lavori. Ecco dunque l'elenco delle opere prossimamente al via. A Montebello lavori alla scuola elementare Cederle, a Longare ripristino del dissesto stradale in via delle Grotte, a Due Ville e anche a Carré nuova illuminazione pubblica. A Montorso l'atteso restauro della torre campanaria nel cimitero, a Tezze sul Brenta nuovi spogliatoi nell'area sportiva di Stroppari, a Pozzoleone nuovo accesso pedonale al santuario di Scaldaferro. In tutti questi 7 comuni 100.000 euro il finanziamento concesso dalla Regione e fanno dunque 700.000 euro. Per far quadrare i conti mancano i 150.000 concessi ad altri 2 centri, Valli del Pasubio per la messa in sicurezza di alcune strade e Villa Verla per il restauro e la riqualificazione del portico nord di Villa Ghellini.